Se non sapessi chi sei tu, non ti riconoscerei. Vuol dire che proprio mi vedi sempre in tutta la girazione sportiva. Elegante, Grazie. No, ci tenevo. Eccoci. Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera presentiamo il libro di Frediano Sessi, che ha avuto la cortesia di ritornare a trovarci. Dovevamo presentarlo qualche mese fa, poi anche lui si ammala qualche volta e ha avuto un problema di salute, però siamo riusciti a riaverlo qui. Quindi intanto grazie per la sua presenza e bentornato. Elio, l'ultimo dei giusti. Lo dice subito, io non faccio ovviamente riassunto del libro, ma si capisce che lo dice chiaramente, non è un eroe. Come ce lo racconta l'autore, Elio vuole essere una persona normale che in un momento drammatico della nostra storia sceglie, senza aver tanto tempo per ripensarci, anche se consapevole però del rischio a cui andava incontro, di comportarsi con una grande umanità, salvando la vita di alcuni partigiani feriti, più per un gesto di necessità, ci fa capire l'autore, che di piena e consapevole volontà. Cioè andava fatto e basta. Quindi la storia poi ce la racconteranno i nostri due ospiti e io volevo solo fare velocissime considerazioni. Uno, io ho letto anche gli altri libri di Frediano Sessi, tra l'altro lo presento già, ma per qualcuno non lo conoscesse, vedete anche nella scheda, ha scritto tantissimi libri, ma soprattutto per quanto riguarda la Resistenza, ha curato anche, assieme ad altri, Storia della Resistenza per la Inaudi, poi ha curato anche riedizione delle lettere di Anna, ma soprattutto ha scritto dei libri importanti anche su quelli che sono i campi di concentrazione, cioè concentramento, scusatemi. Auschwitz, abbiamo presentato qui anche la guida. E quindi per me questo libro, che sembra una storia minore, invece a me ha dato una serie di spunti, mi ha fatto riflettere e ho dovuto, no perché non ci sono arrivato perché è chiarissimo, ma ho avuto il gusto di rileggerlo, l'avevo letto a suo tempo quando dovevamo presentarlo e l'ho riletto a distanza di un paio di mesi e ho avuto ulteriori aperture perché fa una serie di riflessioni che voglio proprio buttare lì. Quello che io ho tratto a questo libro intanto è una rilettura di quella che fu la Resistenza, ma giustamente lui dice quelle che sono le resistenze. Poi il libro fornisce anche una informazione diretta e cruda della vita dei campi di concentramento, di quelli di sterminio ne abbiamo sentito parlare molto, mentre quelli di concentramento dove andavano le persone deportate per ragioni politiche di opposizione e che poi erano dei campi di lavoro, di questo si parla meno e purtroppo erano campi, come ci si descrive, molto ma molto più duri rispetto anche agli altri, perché proprio perché erano oppositori politici le condizioni di vita erano terribili. E poi c'è nella seconda parte del libro un tema tratta con una velocità incredibile, con dei tocchi anche molto precisi, gran parte della storia e riprende per esempio il tema di chi è tornato, di Reduci, ripercorre tutta la fase dopo il 48, poi il ritorno della divisione di blocchi, la caduta di quelli che era l'alleanza antifascista e quindi dà una lettura storica fino ai giorni nostri. Cos'è che mi è piaciuto di questo libro? Perché è uno spaccato che va dal 44 fino a quando Elio muore, quindi credo attorno agli anni 70, se non sbaglio, 70-80, poi mi diranno che sulle date non è il mio forte. Allora,
su questo io dico anche che del libro, in modo particolare, e concludo, mi hanno commosso due passi in modo particolare. Uno, che sappiamo che Elio subì, dopo un tradimento, cioè venne denunciato, subì il campo di concentramento e narra la sua storia. In questa parte, lui era a Gusen, in uno di quei rari momenti in cui aveva la possibilità di parlare con dei compagni che gli sono stati vicini, erano soprattutto oppositori politici, narra anche la sua vicenda. A un certo momento questi gli dicono: guarda Elio, per quello che hai fatto tu sei un grande. E lui dice: perché mi dici questo? Vuoi solo farmi coraggio? E dice: no, hai rischiato la tua vita per salvare quella di altri uomini e donne che nemmeno conoscevi, che non facevano parte del tuo gruppo ristretto. Sai cosa sei? Sei un altruista. E questo è l'altro grande messaggio. Penso che sia in quei momenti lì forti sia stato anche la cosa che probabilmente l'ha confortato di più rispetto a quello che poi ha subito quando è tornato in patria. E poi l'altro elemento che dimostra anche la grandezza dell'uomo, anche la sua grande umanità, è che una volta tornato lui ha deciso di denunciare chi l'aveva tradito. Lui lo sapevano anche i familiari, ma fino all'ultimo ha deciso di non parlare. Questo dimostra anche la sua grande sensibilità umanità, perché lui sostanzialmente aveva capito che di dolore ce n'era già stato abbastanza e che probabilmente questa vendetta o giustizia, come i suoi compagni dicevano di raggiungere, non gli avrebbe dato sollievo rispetto a quello che lui aveva passato. Quindi un gran bel libro, mi è piaciuto molto. Ringrazio gli autori, ringrazio l'amministrazione comunale per il supporto che ci dà e anche la Coop Alleanza 3 che ci sostiene in questa iniziativa. Alla fine avete la possibilità di acquistare il libro se vi interessa e anche di dare il vostro nominativo se foste interessati ad essere informati sulle nostre iniziative. Darei la parola all'assessore Liliana e ci porta un saluto questa sera. Non va granché dell'amministrazione. Grazie. Buonasera, tanto sono diventata solo Liliana, bellissimo, grazie Eliseo. Ovviamente il saluto da parte dell'amministrazione, ma il mio saluto è a Frediano, che è sempre un piacere avere a Valdagno. Domani mattina incontreremo anche un gruppo di ragazzi delle scuole superiori. Io credo sia un momento importante, visto che ci si doveva vedere in occasione della giornata della memoria, come ha detto Eliseo, ma credo che il vedere dei giovani qualche giorno prima del 25 aprile sia altrettanto pieno di significato. Pieno di significato perché la resistenza è un momento che rischiamo venga dimenticato, e invece dovremmo fare di tutto perché lo sforzo fatto da persone semplici che avevano scelto di non voler subire è uno sforzo che non va dimenticato. Questa sera l'ANPI ha inaugurato qua sotto una mostra dedicata anche alla resistenza nella nostra vallata, con un'apertura ovviamente anche più ampia. Lo dicevo anche prima, io mi auguro che ci siano dei ragazzi che possono visitarla. Non voglio ripetere quello che ha detto Eliseo sull'importanza di una storia semplice, ma soprattutto io credo vada ripreso invece quel concetto che ci sono persone che, al di là della loro scelta ideologica o ideale, sanno nei momenti importanti fare la cosa giusta, e la cosa giusta è
essere solidali, non tradire e capire che l'umanità è l'aspetto più importante che va salvato, e quindi ogni nostra azione, io credo, debba andare in questo senso. Lo dico perché ci sono stati vari momenti in questa settimana a Valdagno nei quali abbiamo anche riflettuto sul passato e sulle proiezioni che questo può avere nel futuro. Ieri sera eravamo qui e si parlava del 68 a Valdagno e di tante idealità che forse si sono perse nel tempo. Io credo che idealità e sentimenti profondi come quelli della Resistenza debbano essere in ogni momento da un'amministrazione comunale sostenuti. Questa amministrazione comunale cercherà, nel tempo che le rimane ancora, di farlo, e ci auguriamo che chiunque continui a farlo nel tempo, perché come diceva qualcuno, la Resistenza è ora e sempre. Grazie all'assessore, grazie al professor Fioraso per l'introduzione, buonasera a tutti. Io sono Alessandra Bertoldi e, come capita spesso negli ultimi anni, ho il piacere di essere qui stasera a dialogare col professor Sessi, e devo dire che ogni volta anche per me è l'occasione per imparare qualcosa, perché effettivamente le storie che Frediano riesce a trovare, a scovare, a volte no, quasi per caso, oppure chi lo sa per qualche combinazione del destino, sono storie che vale sempre la pena di sentire. E penso a qualche anno fa, quando abbiamo parlato della Mano Nera, no? Quindi di questo episodio della Resistenza in Alsazia, che effettivamente poi con i ragazzi ne avevamo discusso tanto, nei libri di storia non era assolutamente menzionato, e quindi fu una scoperta anche per noi che eravamo lì come docenti durante questo incontro. Ma anche il libro su Auschwitz che abbiamo presentato l'anno scorso era comunque un libro che permetteva di andare in profondità su un argomento di cui magari si pensa, no, di sapere, ma a volte si ha appunto un'immagine molto superficiale. E la storia di Elio in questo senso è esemplare, perché è, come dice il sottotitolo, una storia dimenticata per tanti motivi, non ultimo il fatto che Elio stesso probabilmente non ha voluto insistere o non ha voluto dare troppo clamore a questa sua storia, per quanto ci abbia tenuto a lasciare la testimonianza, perché esiste un memoriale, no? Esiste questo quaderno scritto da Elio che però è rimasto per molto tempo pressoché dimenticato. E quindi, partendo da questo quaderno, poi come giustamente scrivi tu, la vicenda è ispirata, no, alla storia di Elio Bartolozzi, perché dove non arriva il documento chiaramente si deve in qualche modo immaginare, però l'immaginazione in questo libro non è certo libera o sfrenata, perché si basa comunque su quella che è la documentazione dell'epoca, su quella che era la vita nei campi e sulle testimonianze di altri personaggi che magari hanno avuto modo invece di avere più spazio o più visibilità. E nel caso di Elio a me sembra di poter dire che in questo libro la tua scelta è stata una scelta quasi manzoniana, no? Cioè andiamo a prendere veramente un umile, un ultimo della storia, perché alla fine sono anche queste persone che scrivono la storia, solo che non ci sono nei manuali, non ci sono nelle commemorazioni, perché effettivamente poi lui viene dimenticato. E direi che possiamo partire proprio dal fatto che Elio è in un certo senso anzi era una persona normale, era un ragazzo di 20 anni, e quindi avere 20 anni nel 1944 voleva dire essere nati e cresciuti all'interno del fascismo, tant'è vero che insomma lui sicuramente ha partecipato a tutte quelle che erano le attività previste, anche se nella pagella scolastica prende solo 6 in cultura fascista, no? Quindi forse non era proprio così volonteroso, ma in altre materie invece ottiene dei bei risultati. E
È un ragazzo che non è al fronte perché in realtà ha un occhio solo, l'altro l'ha perso appunto in un incidente, e quindi è stato giudicato rivedibile. D'altra parte i suoi fratelli invece sono al fronte, o meglio uno al fronte e l'altro è tornato e si nasconde, quindi la sua famiglia sente di avere già dato. Tant'è vero che lui non si sente in colpa per il fatto di non essere al fronte, perché insomma gli sembra che comunque la famiglia appunto abbia già pagato dazio. Eppure questo ragazzo di 20 anni, nato quindi nel 24, nato e cresciuto, educato nella retorica del culto, del duce, insomma tutto quello che sappiamo anche a livello educativo, e quando una notte gli si presentano alla porta un gruppo di partigiani che ha bisogno di aiuto per trasportare 2 feriti, non ci pensa su più di tanto. Quale può essere, partiamo da qua, nel materiale che tu hai avuto modo di visionare, quindi nel quaderno e poi anche nelle testimonianze, perché ovviamente tu hai parlato con i familiari e prima Eliseo parlava delle date, Elio è morto nel 2004. Quindi in realtà in tempi abbastanza recenti. E in quello che tu appunto hai raccolto c'è mai stato un riferimento, perché anche la moglie dice che solo a un certo punto lui ha cominciato a parlarle di questa storia. Sì. Su questa scelta a quanto pare è stata una scelta non impulsiva ma dettata da una convinzione seria, ma anche molto rapida. E cosa può aver portato un ragazzo di 20 anni che non è politicizzato, perché, o se no appunto è cresciuto all'interno del fascismo, ma non è sicuramente impegnato politicamente né in un senso né nell'altro, a prendere una scelta di questo genere, sapendo anche i rischi che si correvano? Allora, la domanda è molto interessante. Ovviamente io ho conosciuto Elio leggendo La mia vita prigioniera, che è un memoriale che lui scrive si ipotizza fra il 46 e il 47, quindi dopo essere tornato dalla prigionia, disoccupato fino al 1951, e la sua condizione non è unica. Poi magari torniamo sulla condizione dei deportati. Però lo scrive come lo sa scrivere, come un contadino che ha finito la scuola elementare a 13 anni, il che significa che l'ha frequentata e non l'ha frequentata, che ha frequentato una pluriclasse e che quindi è arrivato a 13 anni a prendere il diploma, dove appunto appena sufficiente in cultura fascista mostra già una tendenza ha un atteggiamento meno di riverenza nei confronti del metodo e delle autorità fasciste. E proprio leggendo questo libro scritto da lui, in un quaderno di terza elementare in dialetto toscano, in un italiano stentato, che si alterna con il dialetto, e questo sforzo di capire che cosa scriveva e che cosa intendeva dire, assieme a un'intervista che gli viene fatta nel 74, di cui non si capisce nulla, per la quale io ho dovuto, a differenza del quaderno, farmi aiutare nella traduzione dal figlio, perché non conoscendo il dialetto toscano del Mugello, ma neanche il dialetto toscano di Firenze, mi era praticamente impossibile capire quello che lui diceva e soprattutto i modi di dire, le espressioni gergali. Ora, studiando attentamente parecchi mesi, molti mesi, quasi un intero anno, questa scrittura, documento, a un certo momento mi è arrivato non soltanto lo scheletro del suo pensiero, quindi le parti essenziali del suo pensiero, ma anche, come capita a un insegnante che corregge i temi, anche una parte del suo cuore, il suo modo di ragionare, il suo modo di trattare e di ripetere alcune questioni, i giudizi che lui dava sui tedeschi, fra l'altro molto, molto accurati e molto
se si leggono attentamente le parole, quando è a Fossoli, i tedeschi sono padroni ma sono ospiti della Repubblica Sociale, perché si trovano in Italia e Fossoli è guardato a vista dai carabinieri. Questo uno che non studia i campi italiani non se lo ricorda o non lo sa. Ma quando lui va a Bolzano, i tedeschi sono in patria, perché Bolzano fa parte della Grande Germania. E allora, mentre sono a Fossoli, sono crudeli gli italiani e i fascisti, quasi come i tedeschi, a Bolzano i tedeschi sono vili. Cioè, man mano che io lo leggevo, cominciavo a capire un po' la sua personalità e il suo pensiero e il suo cuore, non solo la sua storia esattamente molto bene, la sua semplicità. Il fatto che lui non sbandiera questo atto straordinario che compie, di cui adesso parleremo, non lo sbandiera, anzi lo considera un fatto per lui naturale per continuare a essere un uomo insieme agli altri uomini. Era una cosa che si doveva fare. Allora, io di lui ho questa conoscenza, perché? Perché il figlio lo ha vissuto come padre e non gli ha mai raccontato al figlio questa storia. Il figlio la scopre quando, morto il padre nel 2004, ritrova qualche sua fotografia, qualche cimelio di guerra e questo quadernino di terza elementare, La mia vita prigioniera. La moglie, allora interpellata, che è ancora viva, la moglie interpellata dal figlio dice: sì, tuo padre quando eri già nato tu, era già nata tua sorella, un giorno tornando dal lavoro mi ha detto: guarda che ho avuto questa esperienza, me l'ha raccontata rapidamente, tant'è che la moglie, intervistata da me, non sa dire, racconta delle cose che non sono vere, quello che si ricorda lei di quello che gli ha raccontato il marito. Quindi lui è sempre stato, come dire, in disparte. Ma perché è sempre stato in disparte? E qui arrivo alla risposta. Perché per lui il suo atto non era un atto eroico, assolutamente. Era una cosa che si doveva fare per rimanere uomini. E aveva 20 anni e non era schierato. Poi aggiungerò delle altre cose, ma è molto interessante perché questa sua umanità diretta, semplice, legata a quella che io chiamo nel libro la religione della natura. Perché la chiamo così? Non perché me la invento, perché quando lui arriva a Fossoli, dopo essere stato a Villa Triste, torturato e dopo essere stato in prigione 2 mesi, a Fossoli è in mezzo alla campagna, ritrova la sua campagna e quindi, come dire, è ancora costretto, ma la terra gli dà un'energia, allora diventa immediatamente ortolano di Fossoli, cioè trova un appezzamento di terreno e produce, è un contadino, sa far venire su le cipolle, le carote, sa venire su le patate, quindi trova un luogo dove c'era già stato un orto e lui comincia a diventare capo orto, capo no? E quindi c'è questa religione della terra, si manifesta sempre, anche quando arriva a Mauthausen e poi a Gusen, sempre, perché il contatto con l'erba, con la terra, con le piante, con le quali si cura la dissenteria e cura la dissenteria degli altri, è costante. Allora, è evidente che a 20 anni lui ha raggiunto una convinzione, che si resta uomini se tra uomini e donne ci si aiuta, perché questa è la legge della campagna, questa è la legge della natura. È una solidarietà che è più altruismo che solidarietà, che lui
dà anche a chi non conosce, perché il contadino in campagna, quando si trova in mezzo ai guai, è solo davanti alle intemperie. Quindi grazie ai suoi scritti io sono anche riuscito a entrare un po' in quello che era il suo carattere, la sua personalità, e anche, come fanno gli insegnanti che leggono i temi, la scrittura, il ritmo, il modo di ragionare, la sintesi o l'allargamento, cioè si riesce un po' a entrare, senza ovviamente essere sicuri al 100%, ma comunque si riesce a entrare nel personaggio e a farlo diventare qualcosa di vivo nel momento in cui lo si comincia a descrivere. E quindi c'è stato proprio questa comprensione, no, possiamo dire, della natura di Elio, che in effetti è formato proprio da questa attività in campagna, no? Perché il contadino lo sa che è inutile anche piangere o disperarsi se le cose non vanno bene, bisogna aspettare che il peggio passi e tirare avanti. E questa tenacia sarà quella che poi lo contraddistingue, no? Sia nella decisione che prende, sia poi nel resistere alle torture, perché appunto lui verrà... partiamo dall'evento, no? Essendo nel 44, quindi dopo l'8 settembre del 43, insomma le cose sono piuttosto complicate. Ci sono scontri tra bande partigiane e fascisti o nazisti, e in particolare c'è questa cosiddetta battaglia di Montorsoli, in cui alla stazione ferroviaria c'è proprio un episodio, c'è uno scambio a fuoco, insomma, piuttosto grave, in cui rimangono feriti appunto dei partigiani. Prima si va da un contadino, il quale però non ha i mezzi per aiutarli, ed è questo contadino che fa il nome di Elio, il quale tra l'altro, avendo lavorato ben 14 ore, se n'era già andato a dormire tranquillamente. Invece quando appunto vengono a chiamarlo perché c'è qualcuno alla porta, insomma è evidente di che cosa si tratti, no? Non c'è bisogno di tante parole per spiegarlo. Il contadino che ha portato i partigiani da Elio spiega che le sue bestie non ce la fanno e quindi c'è bisogno delle sue. E Elio però ci pensa un attimo, anche se in realtà la decisione è già presa, soprattutto perché in casa c'è il fratello, no? Il fratello che è renitente, diciamo così, alla leva ed è nascosto in casa, quindi c'è il rischio che i fascisti, se vengono insomma per casa, lo trovino. Tuttavia all'inizio appunto pensa di offrire quantomeno i buoi, dice attaccate pure i buoi. Non a caso prima di leggere il libro non mi chiedevo cosa c'entrasse il carro. Il carro è effettivamente l'oggetto significativo della storia, perché è su questo carro che sono caricati i partigiani feriti. All'inizio lui pensa di offrire solo i buoi, però effettivamente i partigiani la strada non la conoscono, è buio, le bestie ovviamente si fanno governare, come sappiamo bene, da chi le conosce, no? E quindi lui decide, no? Nel giro di pochi secondi prende questa decisione, ed è una decisione che lascia ovviamente esterrefatti i familiari, ma i familiari lo vedono uscire di casa tranquillo, proprio perché insomma la decisione è presa ed è la decisione giusta. Le conseguenze però poi sono immediate, no? Gravi, sì. Anche se i partigiani gli consigliano, al massimo puoi dire che ti abbiamo costretto, no? E invece cosa succede? Succede che subito dopo, quando lui torna verso l'una di notte, fa questa strada nel bosco. Sottolineo questo aspetto perché poi voglio farvi una riflessione da ricercatore. Una strada senza strada, un sentiero nel bosco al buio, senza luce. Adesso c'è la strada asfaltata, ma è stata costruita negli anni intorno al 53, 54, 55. E quando torna a casa, il contadino che gli aveva portato i partigiani feriti, che lui porta a uno di quelli a un cascinale che era una specie di ospedale partigiano, dove c'erano, oltre ai feriti, una trentina di altre persone che aiutavano i partigiani, che curavano i partigiani, tra cui bambini e donne. Quando lui torna, il contadino che gli ha portato i feriti gli ha portato i fascisti e i nazisti, che lo
prendono, cominciano a picchiarlo e gli chiedono di dire dove ha portato i feriti. Ora lui all'inizio dice quello che gli hanno detto i partigiani: sono stato costretto con le armi. Ma questo non basta, lo stesso, ti hanno costretto, non ce ne frega niente, tu dici dove hai portato i feriti. A questo punto, senza pensarci troppo, lui dice una frase che gli costerà tutto quello che accadrà dopo. Li ho portati a un incrocio di 4 strade, ma non so dove sono andati. Ora, questa versione lui la tiene fino a che lo portano a Villa Triste, dove c'è il comandante della banda Carità, Mario Gesù Carità, che è uno dei più grandi criminali fascisti che siano mai esistiti nella storia, che ha dato il via a una serie di altri comandanti, ha formato una serie, la banda Koch per esempio di Roma, ha formato una serie di altri comandanti, Villa Triste di Reggio Emilia, Villa Triste di Trieste, Villa Triste di Padova, eccetera, eccetera, che sono tutte ville di tortura. E le torture a Villa Triste erano molto pesanti. Io quando ho letto i documenti di Villa Triste, ho fatto fatica ad andare avanti, perché venivano descritte nei processi le torture a cui venivano sottoposti i prigionieri, da ragazzi di 18-20 anni o anche da militi della Repubblica Sociale, e tra questi c'era anche un frate, su questo poi torneremo. Ora, lui resiste alle torture, continua la sua versione perché sa che se parla muoiono almeno in 40 persone, fino a che viene trasferito alle prigioni di Firenze. Ma fermiamoci un attimo. È ovvio che i fascisti di Mario Carità e i nazisti erano particolarmente preoccupati delle azioni di resistenza che accadevano su Monte Morello, perché se voi ci pensate bene, io ho guardato anche le fotografie e le cartografie del tempo, lì incroci di 4 strade non ce n'erano. Nel bosco, anche adesso, quando percorrete un sentiero del bosco, tutt'al più vedete una biforcazione, no? Ma incroci di 4 strade. Quindi lui dice tira fuori una scusa, evidentemente. Non gli credono, perché pensano che lui, almeno all'inizio non gli credono, perché pensano che lui sia un traditore, e tuttavia, dopo averlo torturato una notte e una mattina, il giorno dopo lo portano alle murate perché si accorgono che non otterranno nulla. Allora, gli va male ovviamente, però gli va bene che non entrino nella sua casa di famiglia, perché era questa l'operazione che facevano, e come costringevano a parlare coloro che non parlavano nelle ville tristi. Ne avevamo una anche a Mantova, di cui abbiamo tutta la documentazione. Prima torturavano brutalmente la persona accusata e poi gli dicevano: va bene, tu non parli, allora prendiamo tua madre, tua sorella, tua nonna, i tuoi familiari e cominciamo a torturare anche loro. E allora a questo punto molti diventavano traditori, erano costretti a parlare. In realtà Elio, per questa ragione, per avere difeso questi 2 partigiani feriti e il cascinale, la gente che si trovava in questo cascinale, verrà deportato prima a Fossoli, poi a Bolzano, poi a Mauthausen e poi, siccome viene considerato un politico italiano, finirà a Gusen. Sì, hai nominato il personaggio del frate, no? Che devo dire è mezza pagina, però mi ha veramente sconvolto questa figura di questo Don Ildefonso che mentre i prigionieri vengono torturati suona Schubert, no? Cioè, sì. C'è questa scena. Possiamo dire 2 parole su questo personaggio, perché mi ha molto colpito anche un altro caso in cui, mentre della banda Carità avevo letto, ovviamente, questo è un personaggio di cui non avevo mai sentito parlare e effettivamente è agghiacciante, insomma, non saprei come altro definirlo. È un frate sacerdote, quindi dice regolarmente messa,
e confessa, e alle mogli dei partigiani o ai figli dei partigiani che vanno a confessarsi e vanno in chiesa dice: se mi dici dove sono i tuoi familiari che combattono contro di noi, ti assicuro che a loro non accadrà nulla. Ora, gli stessi tedeschi della Gestapo di Firenze chiedono a Mussolini che ci si liberi di questo personaggio, perché si mette contro la popolazione cattolica, e anche di Carità, di Mario Carità, perché Mario Carità è un torturatore che va oltre i limiti della convivenza civile anche in stato di guerra. Quindi questi due signori che faranno scuola, come vi ho detto, e che consentiranno la formazione, come capita sempre, perché anche quando nasce il primo campo di concentramento nazista a Dachau, si fa una scuola di formazione per comandanti di campi di concentramento lì dentro. E qui a Villa Triste di Firenze si fa una scuola per futuri comandanti delle ville tristi che si spargeranno in Italia ovunque, perché in ogni città c'è una villa triste con metodi di tortura, spie, tra cui non solo questo sacerdote frate, ma anche altri religiosi che ovviamente, avendo aderito in maniera forte al fascismo, credono che sia ispirato da Dio e quindi da difendere con tutte le forze. C'era anche un vescovo in Vaticano, il vescovo tedesco di origine tedesca, Udall, che difendeva a spada tratta Hitler, Mussolini, e diceva che erano uomini e regimi che avrebbero salvato il mondo dalla disgrazia del comunismo, degli operai e delle democrazie. Quindi diciamo che non era molto diffuso questo fenomeno. La Chiesa in Italia è una Chiesa non militante, ma certamente ospita per esempio ebrei, partigiani, conventi, eccetera, ma c'erano anche questi personaggi piuttosto inquietanti. Decisamente inquietanti. E dopodiché, come hai detto tu, appunto da Villa Triste lui viene imprigionato alle Murate, e qui, se è vero che non ci sono le torture, però c'è la sofferenza dello stare appunto prigioniero, certo. no? E che per uno come Elio, così legato alla terra, è una sofferenza ulteriore effettivamente. Tant'è vero che, come hai accennato tu, il trasferimento a Fossoli, pur essendo un luogo in cui lui stesso dice ci sentivamo sempre la morte alla gola, però è comunque in mezzo alla natura, no? Quindi questo gli dà, se non un po' di speranza, quantomeno insomma, lo fa stare meglio anche fisicamente. Però appunto a Fossoli effettivamente la morte è sempre alla gola dei prigionieri, no? Tant'è vero che durante la permanenza di Elio accadono una serie di episodi che sono abbastanza significativi. Vogliamo accennare a qualcuno di questi? Tanto per spiegare. Viene ucciso un capo partigiano e soprattutto c'è una rappresaglia in cui vengono fucilati, trucidati per rappresaglia, si dice, ma ancora non si è capito molto bene la versione esatta di questa rappresaglia. Pare che sia stato una sorta di scontro tra partigiani e nazisti avvenuto in Liguria, che ha prodotto la morte di alcuni ufficiali tedeschi, e per rappresaglia si decide la morte di una 92 per l'esattezza, prigionieri politici rinchiusi nel campo di Fossoli. È l'eccidio del luglio, che viene commemorato ogni anno. Queste persone vengono uccise con un colpo alla testa e poi successivamente a ondate diverse si ribellano, perché la seconda ondata capisce che quelli che non tornano, quindi c'è una ribellione, quindi vengono uccise anche con colpi di mitraglia. Insomma, la ricostruzione di questi fatti. Elio è lì, partecipa
alla gestione da parte della Gestapo che si trova a Verona, la Gestapo dell'Alta Italia si trova a Verona e a Caprino Veronese, quindi vicino al lago di Garda, partecipa di questa trepidazione dell'intervento dei tedeschi aiutati dai carabinieri e dai fascisti italiani che governano il campo di Fossoli, che ha anche all'interno, per chi entra a Fossoli oggi, Campo Vecchio e Campo Nuovo, il Campo Vecchio non c'è quasi più, il Campo Nuovo ha ancora dei residui di baracche, di fronte, mentre si cammina, ci sono le baracche dei politici, sulla sinistra ci sono le baracche degli ebrei. Il campo di Fossoli è insieme campo di transito per ebrei e campo di reclusione, punizione e rieducazione per politici, prigionieri di guerra, eccetera. Quasi subito, diciamo, questo campo verrà chiuso e ci sarà il trasferimento a Bolzano. E infatti poi appunto è una specie di via crucis, no? Mi veniva da pensare, nel senso che in realtà poi ogni tappa di questa via crucis è tremenda, perché prima la tortura, poi la prigionia alle murate. L'unico vantaggio della prigionia alle murate era la possibilità di vedere la madre, no? Questo sì, di avere la visita dei familiari. Poi via via c'è l'allontanamento, quindi c'è Fossoli, c'è Bolzano, e il viaggio verso Bolzano già dà un'idea di cosa saranno poi i viaggi successivi, no? Perché Elio sperimenta la difficoltà di questo viaggio in condizioni che a noi verrebbe da dire disumane, ma che insomma sono state... Siamo in estate, la sete incombe. E poi appunto c'è da Bolzano l'arrivo a Mauthausen, no? Visto che abbiamo parlato di questo frate inquietante, mi piace invece ricordare un altro episodio che fa da contraltare, no? Perché all'arrivo a Mauthausen, intanto Elio capisce quello che anche Primo Levi, ad esempio, capisce velocemente, che l'importante, o meglio, la chiave per riuscire quantomeno a sopravvivere in un luogo del genere è capire gli ordini, ad esempio, no? Essere veloci nel capire cosa ti chiedono. Primo Levi era, tra virgolette, avvantaggiato perché sapeva il tedesco, ma anche Elio capisce abbastanza rapidamente che insomma bisogna identificare gli ordini principali e reagire di conseguenza, no? Perché basta attardarsi, basta non capire e si è finiti. E appunto all'arrivo a Mauthausen c'è un gruppo ci sono 5 sacerdoti che sono tra i prigionieri e che si fermano per tirar fuori da quel poco bagaglio che hanno la tonaca, la veste. Esatto. E infatti Elio ne riconosce anche uno che era con lui a Fossoli. Ovviamente questi 5 sacerdoti sono nelle condizioni in cui sono tutti gli altri prigionieri, cioè dopo un viaggio allucinante, sono sporchi, sono laceri, sono sicuramente non sono in condizioni migliori degli altri. Oltretutto stanno facendo perdere tempo al gruppo e quindi vengono insultati e picchiati. No, dai tedeschi. Eppure loro insistono perché vogliono entrare nel lager con la veste. E Elio pensa, e possiamo immaginare sì, che abbia pensato questo, no, loro non hanno paura perché mai dovrei averne io. Quindi c'è questa immagine di un esempio di, se non di serenità, di forza di fronte a quello che sta per arrivare. Lui scrive nella mia vita prigioniera alcune frasi che mi fanno pensare a questo. Sì. A questo uomo che pian piano comincia ad abituarsi al nuovo stato di cose, che non mette mai in discussione, perché ogni tanto, come dire, qualcuno quando è alle murate e quando è a Fosso gli dice hai cambiato versione? Non mette mai in discussione quello che ha fatto, cioè non c'è niente da fare, cioè viene fuori chiaramente che lui per vivere come uomo ha fatto quel che si doveva fare, no? Quindi quando dice nella sua lingua dobbiamo tirare a salvare questi 2 feriti e preoccuparci anche di quelli che sono là che li stanno curando, quindi ha fatto la sua scelta, no? E tuttavia sia nel viaggio che nella vita a Mauthausen capisce che deve legare
con le persone che incontra. Ora io ho rettificato moltissime delle sue date, dei suoi orari, dei suoi tempi, perché ormai la ricerca anche fatta in Germania, in Austria, sui campi, sui deportati, sui convogli, sui treni, sui viaggi, le testimonianze, insomma, ci consentono, se si conosce il materiale, di stabilire quando ha chiuso esattamente Fossoli, quando sono stati deportati a Bolzano, quanti giorni sono stati a Bolzano, qual era addirittura il clima atmosferico quando avvenivano i trasferimenti, perché, sapete, i tedeschi erano estremamente precisi in tutto questo, perché se doveva piovere molto e pioveva molto, le sentinelle che stavano fuori dal treno sui predellini dovevano essere dotati di una mantellina, quindi c'è tutto. Quindi io ho ricostruito. Ma che cosa ho ricostruito anche? Una cosa molto preziosa, leggendo una lettera che gli scrive un compagno di deportazione nel 1951, anno in cui gli dice mi dispiace tanto venire a sapere da te che sei ancora disoccupato, 1951, apro e chiudo una parentesi, per questo ho fatto poi una ricerca approfondita sull'Italia e il ritorno dei deportati, argomento che mi sono accorto è tabù nei libri di storia, perché noi abbiamo un'immagine allegra e serena dei deportati che sono tornati. Vi ricordo solo che nel 1951 l'Italia si trova in una condizione talmente pesante di povertà che quando esce l'inchiesta parlamentare sulla miseria in Italia, 24 volumi, ecco, leggere quel documento ci fa capire anche perché questi deportati quando tornano non vengono assolutamente aiutati a reinserirsi nella società. Ma comunque su questo magari torniamo. Sì. Ebbene, questo la banca gli dice: tu che sei stato così generoso in campo, dovresti scrivere al mio comandante che io non sto a casa dal lavoro perché sono un lavativo, era un carabiniere, quindi non andava in caserma, ma perché sono pieno di malanni, i malanni che abbiamo accumulato nel corpo e nella mente durante la prigionia. Scrivigli qualche cosa, no? Naturalmente non vi dico, non so se il comandante sia riuscito a tradurre la lettera che il buon Elio Bartolozzi scrive al comandante, perché si parla ancora di una lingua elementare tra dialetto toscano e italiano con una sintassi molto complicata da comprendere. Ma in questa lettera, in queste lettere che loro si scrivono, ci sono i nomi di altri della loro baracca con cui avevano fatto amicizia. Alcuni di questi nomi sono storpiati dalla memoria, o addirittura uno di questi, che è molto importante, essendo goriziano delle zone e avendo un cognome slavo, la banca e Bartolozzi lo scrivono come si pronuncia, non come si scrive. Quindi ho dovuto fare una ricerca, cioè intanto ho dovuto capire che questi lo scrivevano come si pronuncia e andare a vedere come si poteva scrivere realmente un cognome pronunciato in questo modo. E poi sono andato a vedere che cosa? Una parte della sua baracca. Chi erano questi personaggi? E lì ho capito abbastanza bene come lui si fosse inserito in questa comunità e pur essendo il più deprivato di cultura politica e anche di cultura scolastica, c'era un medico, c'era un membro del Partito Comunista clandestino, c'era un membro del Partito Comunista all'estero, arrestato, insomma, tutti i personaggi, c'era un membro che apparteneva al Comitato Internazionale della Resistenza a Gusen, quindi tutte persone che avevano una formazione culturale e una formazione politica, lui riesce comunque a inserirsi, a trovare un suo ruolo. Perché? Perché è un uomo leale, e adesso vi dico perché. È un uomo leale, è un uomo onesto, è un uomo che ha capito che cosa significa stare in comunità. È leale perché?
niente meno che gli viene affidata la distribuzione del pane in baracca. Infatti avevo pronta proprio quella frase lì, no? C'è questo episodio, questo sì, bello, perché Elio racconta che per un certo periodo i russi nella sua baracca, i russi, gli diedero l'incarico di distribuire a tutti la razione di pane, perché, aperte virgolette, sapevano che facevo le parti giuste della pagnotta, chiuse virgolette. Allora, questa non è solo la sua testimonianza che mi spinge a scrivere queste cose, è confermata, perché poi, andando a vedere il convoglio, andando a vedere dove erano questi personaggi che erano con lui, e ci sono altre testimonianze e altri documenti, cioè in sostanza si incrociano le informazioni, no? Ed effettivamente che cosa significa avere il compito di distribuire il pane in una baracca di un campo di concentramento come Gusen? Beh, significa la vita. Sì. Significa che si impazzisce di fame. C'è un rapporto del comandante tedesco dell'ospedale che arriva a Gusen durante il 6 maggio, il 7 di maggio del 1945, il quale scrive: qui ci sono dei giovani che sono pazzi dalla fame, ma sono impazziti regolarmente, cioè, capite? Allora, pazzo dalla fame, che cos'è un pezzo di pane? Beh, da altri sappiamo che la madre rubava il pane alla figlia, o che il fratello aspettava che il suo fratello dormisse per rubargli la patata o un pezzo di pane, cioè la fame faceva impazzire. Ebbene, lui aveva il compito di distribuire le fette di pane in baracca perché tutti sapevano che era un uomo buono e leale e che non avrebbe fatto pezzi di pane diversi e non se ne sarebbe tenuti da lui. Quindi il suo carattere viene fuori in modo evidente, cioè viene fuori quello che lui pratica quotidianamente, una virtù quotidiana che noi abbiamo dimenticato, e questa è la ragione per cui anche ho scritto questa storia, perché di storie ce ne sono tante, e questa virtù è l'altruismo. Aiutare gli altri anche se non li conosci, aiutare gli altri anche se ci rimetti di tasca tua, aiutare gli altri anche se metti a rischio la tua sicurezza e la tua vita. Infatti è un episodio significativo, no? Proprio perché c'è questa fiducia che gli altri gli danno, ma che lui si è guadagnato sul campo, no? Potremmo dire così. E lì comincia, come hai già accennato tu, questa, se vogliamo chiamarla, politicizzazione di Elio, o comunque per la prima volta insomma, lui si trova a parlare anche con queste persone che sono estremamente politicizzate e quindi tutto quello che comunque è sempre stata la sua, chiamiamola, filosofia di vita, adesso trova anche una motivazione politica effettivamente, e per cui se lui è partito appunto quando lui ha lasciato l'Italia, è stato costretto a lasciare l'Italia, politicamente non era sicuramente schierato, tornerà invece con sì, una maggiore consapevolezza politica, anche se poi verrà deluso, no, su più fronti anche in questo caso. Tuttavia l'esperienza del lager paradossalmente è ovviamente un'esperienza terribile anche per lui, perché lui racconta nei dettagli, no? Sia il lavoro spossante, le torture, i soprusi a cui si assiste, tant'è vero c'è anche questa osservazione molto secondo me profonda, no? Per cui all'arrivo, quindi appena arrivati, quando un soldato tedesco tira fuori dalla fila un prigioniero e tutti si aspettano il peggio e invece gli devono semplicemente far portare una bicicletta, e c'è quasi un senso di sollievo perché sono purtroppo già abituati all'idea, no, che dovranno subire dei soprusi, però lui racconta anche tanti gesti di solidarietà, appunto, no? C'è questo elemento su cui insomma lui stesso è protagonista, ma insomma ne vede anche altre, quindi c'è questo senso anche di fratellanza, di comunità, che poi lui si porterà a casa e che forse avrebbe pensato di ritrovare probabilmente, certo, no, al ritorno. Sperava di ritrovarlo.
Invece, come detto prima, il ritorno è una questione complessa, non solo dal punto di vista fisico, no? Perché come potete immaginare, e come racconta appunto anche Primo Levi, come raccontano tanti che hanno lasciato testimonianza, al ritorno questi ragazzi che sono ancora molto giovani sono irriconoscibili, no? Io stessa ho una testimonianza familiare. Io ho avuto uno zio molto più grande di mio padre che passò 18 mesi in un campo di lavoro tedesco, e quando arrivò a casa, a parte che arrivò in piena notte, non gli volevano aprire perché non lo riconoscevano, ovviamente. Lo riconobbe ovviamente la mamma, perché insomma così è. Però a parte i problemi fisici che poi, come appunto abbiamo detto prima, si faranno sentire nel corso degli anni, no? Quindi rimangono i postumi, gli strascichi di questa situazione. C'è forse anche un'atmosfera diversa da quella che lui avrebbe pensato. Sicuramente la famiglia è felice di vederlo, anche in paese insomma sono felici di ritrovarlo, però appunto pian piano lui capisce che si preferisce chiudere questa, come se fosse un episodio finito, concluso, insomma chiudere, dimenticare e andare avanti, no? E però il problema, come dicevi prima, non riguarda solo lui, riguarda la realtà un po' dei deportati e anche il modo in cui viene in qualche maniera creata una narrazione, no, della resistenza, sì. Per cui il deportato, se è un deportato che è stato prigioniero perché ha combattuto sul campo, perché ha preso le armi, allora ha una storia da raccontare. Sappiamo che negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra c'è una fioritura, no, di memorialistica di guerra, di narrativa di guerra, però ci si concentra quasi sempre proprio sulla figura del partigiano combattente. E naturalmente poi ci sono le eccezioni, perché Pavese racconta proprio l'opposto, no? Racconta di chi non vuole in qualche maniera farsi coinvolgere ma poi si sente in colpa, però Pavese chiaramente è anche un narratore. Nelle testimonianze, quelle che prendono spazio, che vengono raccontate, il partigiano è partigiano combattente. E un personaggio come Elio in qualche maniera non rientra negli schemi, giusto? No? E questo è il problema. E questo, ricordo per esempio che quando Primo Levi nel 1953, dopo aver pubblicato il suo libro nel 1947 con una piccola casa editrice, nel 1953 porta il libro a Einaudi, e la casa editrice Einaudi, che glielo pubblicherà dopo 4-5 anni, gli dice, comincia la tua storia dalla tua vicenda partigiana. Sì. Che sappiamo in realtà è un episodio e brevissimo. No? E lui cosa dice? Sono stato arrestato, sì. No, come partigiano. La narrazione di Primo Levi alla radio, disse questo è un uomo, nel 1974, quindi andiamo avanti, il 25 aprile del 74, viene immesso nella radio Se questo è un uomo radiofonico, e anche lì è una storia di resistenza. Allora è evidente che fino agli anni 2000 e fino a che molte storiche donne non cominciano a riscrivere la storia di una resistenza civile, esistenziale, fatta di donne ma non solo, sulla quale si è basata e ha potuto funzionare la resistenza combattente, e la resistenza è stata semplicemente una lotta in armi, punto e basta, raccontata da Grandi come Battaglia e da altri, ma una lotta in armi. E partigiani sono rimasti riconosciuti soltanto quelli che hanno combattuto. Quindi, se voi andate ancora oggi alla stazione di Montorsoli, trovate la targa della battaglia, sì, i feriti, ma non c'è scritto chi ha portato in salvo questi feriti e chi ha salvato i 30-35 uomini e donne e bambini che erano nell'ospedale partigiano nella Cascina. Al cimitero di Sesto Fiorentino ci sono le lapidi, appena si entra nel cimitero, dei partigiani uccisi, ma non c'è nessuna menzione della storia di Elio, il quale certamente non rientrava
nella Resistenza, ma rientrava nelle resistenze al plurale. Non rientrava nella lotta militare, ma, voglio dire, ha salvato un sacco di persone, ha pagato di persona. Quando è tornato, il suo campo era ormai abitato dai fratelli, quindi lui non poteva lavorare nel campo. Quindi fino al 51 si dà da fare per fare qualche lavoretto. Si deve curare da solo, perché la condizione dei deportati, dei reduci, finché non la prende in mano nel Parlamento italiano Terracini, il quale guarda dentro a questa vicenda, viene guardata con grande sospetto, con grande preoccupazione, e addirittura De Gasperi dà l'ordine di trattarla militarmente. Perché? Perché c'è il ricordo dei reduci della Prima Guerra Mondiale, che sono quelli che danno origine alle proteste e poi al fascismo. Allora, cosa fanno i reduci che tornano? Guardate, non sono soltanto i politici che tornano dai lager, sono i militari che tornano dai lager, ne tornano quasi 500.000. Sono i lavoratori coatti che tornano dalla Germania, ne tornano 900.000. E come sono trattati? Beh, Lidia Rolfi Beccaria racconta che quando torna a Torino, malvestita, non lavata, dopo anni di campo di concentramento, vuole bere un caffè e mangiare un gianduiotto. Ma quando entra in un bar, e c'è una storia simile di una collega francese, e c'è una storia simile di altri deportati che addirittura sono cacciati dal treno perché fanno il viaggio in treno ma non hanno i soldi, devono tornare a casa e sono sporchi, sono presi come barboni. E la Lidia Rolfi viene buttata fuori dai carabinieri finché non si comincia a sapere chi è e che cosa ha patito, ma lo stesso non c'è nessuna provvidenza. L'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, nasce molto più tardi come sindacato di protezione dei deportati che non sono presi in considerazione, la maggior parte. Non hanno la casa, non hanno il lavoro, sono in miseria, sono ammalati, non c'è una sanità pubblica che li aiuta, non c'è una pensione. Elio poi chiede un riconoscimento di partigiano, si iscrive al Partito Comunista, crescita politica in lager, perché questi che sono i suoi compagni, che aiutano gli altri compagni, che fanno parte del movimento interno di resistenza, che proteggono i deportati quando i tedeschi scappano, intanto che arrivano, un momento tragico, no? Intanto che arrivano i liberatori, i tedeschi scappano, potrebbero ucciderli tutti mettendoli in una galleria e facendola esplodere, ma i deportati che sono nella resistenza interna trattano, promettono la salvezza agli ufficiali se non eseguono gli ordini, insomma. E quindi lui capisce che la comunità e l'umanità in campo ha una sola voce, che è quella del Partito Comunista, clandestino e quindi quando lui torna, pur essendo cattolico, pur non avendo una formazione politica, si iscrive al Partito Comunista. Ed è nel Partito Comunista che gli dicono: ma guarda, fatti valere, fatti dare dall'ANPI, dall'Associazione Nazionale Partigiani, la tessera di partigiano combattente, e poi, siccome devi essere curato, scrivi al Ministero e chiedi che ti diano qualche riconoscimento. E naturalmente dopo tanti anni il Ministero gli dice: beh, ci dimostri che lei ha combattuto. Quindi lui smette, ma come, non viene riconosciuto niente? Non si arrabbia, non denuncia la persona che l'ha denunciato e si cerca pian piano un lavoro in un cementificio come operaio. Poi quando il cementificio chiude, essendo un contadino, fa un concorso per diventare giardiniere a Sesto Fiorentino e senza utilizzare i suoi meriti di guerra
vince questo concorso perché evidentemente è bravo e farà il giardiniere fino a che non si ammala nel 2001 di ictus e morirà nel 2004, dimenticato da tutti, nessuno lo ricorda. Nemmeno Aned e Ampi, prima che venga fuori la sua storia, parlano di lui e vanno al suo funerale. Nemmeno i 2 partigiani salvati vanno a trovarlo e a ringraziarlo, perché sono vivi soltanto perché lui li ha salvati. Ma come li ha salvati? Rischiando la sua vita. E praticamente passando circa 10 anni dopo la guerra in una condizione di miseria. Non ascoltato perché? E torniamo qui, perché la resistenza in Toscana è la resistenza dei combattenti ed è la resistenza degli operai che hanno fatto gli scioperi. Per cui anche un grande intellettuale come Devoto, quando lui si presenta per una testimonianza sulla deportazione, gli porta il quadernino e questo gli dice: no, guardi, il quadernino mettiamolo da parte, non mi interessa. Era evidentemente anche da studiare, no? Da leggere. E della sua testimonianza andrà nel libro che raccoglie la testimonianza solo quella parte che si confà alla storia generale della resistenza. Ripeto, oggi non si parla più di resistenza, ma di resistenze, e quindi può venire fuori anche una storia come quella di Elio, che a tutti gli effetti è una storia di grande resistenza, anzi è una storia che è alla pari di quella dei combattenti. Non è dal punto di vista della qualità e del pericolo che lui ha corso certamente minore. Eppure, appunto, come hai appena detto tu, ad esempio al funerale non c'è nemmeno la bandiera dell'Ampi, no? Eppure lui è iscritto, non c'è la bandiera dell'Aned. È iscritto all'Aned e è iscritto all'Ampi. Sì. Addirittura si associa, si tessera all'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia nel novembre del 45, quindi immediatamente si può dire, no? Appena tornato. E effettivamente riceve delle onorificenze, ma non a lui singolarmente, no? Ma all'interno, diciamo, è un'onorificenza collettiva, generale. Quindi effettivamente non rimane, non c'è un riconoscimento. E il motivo per cui lui ha, tra l'altro si diceva prima che forse, probabilmente il memoriale, questo quaderno, lui ha cominciato a scriverlo anche lì poco dopo, insomma forse dal 47 in poi. Il motivo può essere proprio anche quello di lasciare appunto una traccia, visto che poi appunto non ne ha parlato tanto neanche con i familiari, nella speranza, più che un riconoscimento, perché credo che lui il suo riconoscimento ce l'avesse, no? Nel senso, lui sapeva di aver fatto la cosa giusta, però il bisogno comunque di lasciare il racconto di quello che è stato c'è, no? Indubbiamente. Lui, da quello che capisco io, scrive innanzitutto per se stesso, come fanno tutti quelli che scrivono. Certo. E quando capita che dopo che l'Aned è nato, che è diventato non solo un sindacato di protezione dei deportati, che a Torino, con l'appoggio della Regione Piemonte, diventa un'organizzazione importante dal punto di vista della ricerca storica, che avvia tutta una serie di ricerche, di raccolte. C'è un libro che diventerà riferimento degli altri ANED, che è una misura onesta, che sono una serie di interviste che Anna Bravo, che è una grande storica, che era allora una ragazzina, Daniele Ialla e altri fanno ai deportati per far raccontare, compreso Primo Levi, per far raccontare loro la loro storia di prigionia, l'arresto, il viaggio, eccetera. E quindi anche l'ANED della Toscana fa questa operazione. Allora, in quel momento lui pensa che la sua storia possa essere resa pubblica, ma si rende conto che una persona così importante come Devoto, psichiatra, psicologo, è quello per chi non lo conosce che ha fatto un lavoro straordinario, bibliografico
e di biblioteca, nel senso che ha comprato anche i libri di tutta Europa sul tema della deportazione e dello sterminio, deportazione politica, deportazione degli ebrei e sterminio, zingari, omosessuali, e arriva con 2 volumi oggi ancora rintracciabili presso la casa editrice Ölsky di Torino, con una raccolta bibliografica che è unica in Europa. Quindi era un intellettuale che studiava la deportazione, e quando lui si sente rifiutato da questo intellettuale, il quale dice no, guarda che il tuo quaderno non mi interessa, si rende conto che sì, la sua storia viene presa perché allora bisogna fare un libro standard, no? Chi t'ha arrestato? Non le circostanze, ma chi t'ha arrestato? Il viaggio, la vita in campo, la vita in miniera, cioè allora è un po' Tranfaglia che fa la presentazione, si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. Però questa è la vulgata di quel tempo, no? E quindi lui ha scritto per se stesso, ma poi, non ascoltato, ha deciso che la sua storia era la sua storia normale di un uomo che aveva fatto una scelta di vita tremenda in guerra, come era accaduto ai suoi fratelli, uno era andato in Russia, l'altro era... e se l'è messa in un cassetto e l'ha chiusa lì. E l'ha finita lì. Quindi non ha scritto semplicemente per essere pubblicato, ecco. Questo è certo. Anche perché, come fai notare tu, lui probabilmente è consapevole che la sua scrittura ovviamente è una scrittura non standard, diciamo così, una scrittura insomma alla fine di chi ha fatto una quinta elementare, però è l'ha fatta finendo a 13 anni, sì. E però è una scrittura corpo, no? Nel senso che sì, effettivamente è una scrittura fisica in cui lui sembra proprio mettere carne e sangue di quello che ha sì, vissuto, no? Quindi che abbia scritto soprattutto per lui è probabilmente anche un modo se non per rielaborare, per sistemare questa esperienza, no? Per cercare di darle appunto corpo fisicamente. E però appunto la domanda che volevo farti all'inizio, però la facciamo alla fine, visto che parliamo del quaderno, come hai incrociato questa storia? Perché è evidente che questa è una storia minima o minore, però nel momento in cui poi si comincia a scavare, appunto, ci sono moltissimi spunti interessanti. Come si arriva? Cioè, qual è l'incrocio che ti ha portato allora, a questo? per chi fa lavoro di ricerca storica ci sono 2 strade. Una è quella di visitare gli archivi e di fare delle ipotesi di lavoro sul lavoro che sta facendo, e man mano che si visitano gli archivi si trovano delle cose che non si pensavano e non si trovano le cose che si volevano trovare. L'altra è quello di rimanere informati da parte delle biblioteche, dei centri di ricerca, in Italia anche non solo degli archivi di Stato, ma delle regioni, che in collane inesistenti per il pubblico dei lettori, perché sono libri che raccolgono dei testi, dei documenti, dei materiali, dei diari, che vengono stampati in una collana, in questo caso della regione toscana, in 100 copie, 150 copie, 200 copie, e non sono mai messi in distribuzione, ma che chi fa ricerca storica sa che sono molto preziose, no? In uno di questi libri ho trovato, grazie anche alla segnalazione di un'amica storica che sa il lavoro che faccio, Marta Baiardi, mi dice: guarda che ci può essere una storia che ti interessa, hai voglia di dargli un'occhiata? In Anastatico è stato pubblicato questo diario, se hai voglia di dargli un'occhiata ti metto in contatto col figlio, con la famiglia, e via via tutta la documentazione che è emersa, che sono le interviste che gli sono state fatte da Devoto, e
tutto il materiale che il figlio aveva trovato in casa e poi tutta la ricerca legata. Quindi la partenza è sempre in un repertorio d'archivio che viene pubblicato, spesso vengono pubblicati dei repertori, in questo caso la Regione Toscana, come la Regione Piemonte, pubblica molto materiale e mette a disposizione anche le testimonianze raccolte nel tempo. Per esempio c'è un archivio in Regione Toscana, in Regione Emilia, in Regione Piemonte, in cui io posso, entrando e chiedendo l'autorizzazione attraverso una password, quindi posso entrare e leggere le 1500 testimonianze di partigiani o le 400 testimonianze di deportati della regione, raccolte quando? A partire dal 1947 fino al 1985-89, quindi da storici diversi, con metodi diversi, e ovviamente una volta che uno legge una testimonianza, poi che cosa fa? Beh, va a fare una ricerca specifica sul luogo, negli archivi di partenza, cioè quando per esempio uno dice sono stato a Fossoli fino al 5 di agosto, e beh, come puoi essere stato a Fossoli fino al 5 di agosto se il campo ha chiuso 5 giorni prima? Allora poi va a fare tutto un lavoro di incrocio e di ricerca specifica. Quindi in questo caso è un'amica storica che, conoscendo i miei lavori, mi dice: guarda che c'è questa storia, forse ti interessa, prova a dargli un'occhiata. Loro avevano fatto un lavoro, ovviamente, come Regione Toscana, molto interessante per loro, cioè avevano aggiunto alla edizione anastatica di questo La mia vita prigioniera una riflessione di un linguista, in particolare studioso di dialetto, che non mi ha aiutato per niente perché era toscano, il quale ragionava sulla lingua di questo contadino e di come la lingua toscana si trasforma a seconda delle zone. Lui veniva da Barberino del Mugello, quindi c'era una espressione linguistica. Allora io l'ho letta attentamente e dico: me la tradurrà, mi darà? No. Cioè l'espressione linguistica in dialetto del Barberino del Mugello, come capita per tutti i dialetti, no? Nel mantovano, a seconda che si vada oltre il Po, sopra il Po, vicino a Brescia, vicino a Verona o vicino a Reggio Emilia, cioè i dialetti cambiano, ma cambiano anche radicalmente le espressioni. Quindi c'era questo accompagnamento. Perché? Perché questi repertori, pubblicazioni anche di elenchi di materiali, di documenti che ci sono, di archivi, sono di fatti per noi molto utili, ma servono pochissimo alle biblioteche, ai cittadini, non vengono letti quasi mai dai cittadini. Quindi io arrivo lì, poi a casa del figlio, il figlio è stato molto gentile, mi ha dato il quaderno e ho potuto vedere esattamente anche altre cose, altri materiali, le lettere, le fotografie, le vicende del padre, dei fratelli, cioè pian piano, e unire tutte le altre testimonianze di coloro che avevano vissuto nella baracca, che il figlio non conosceva. Certo. Il figlio mi ha ringraziato e mi ha detto grazie, è molto asciutto il figlio, è molto semplice anche lui, ma la storia del padre la conosceva, però non conosceva tutti gli aspetti anche di ricostruzione della vita nel campo di Gusen, che io ho fatto e della liberazione, che ho fatto attraverso gli archivi dell'esercito americano, che sono a disposizione di tutti. Anche lì per entrare occorre avere un'autorizzazione, ma per avere l'autorizzazione non è che bisogna fare degli esami, basta chiederla e dire la ragione per cui e conoscere ovviamente la lingua inglese, perché sono tutti rapporti scritti, ma che sono molto interessanti perché sono scritti, per esempio in questo caso, il rapporto del comandante generale militare che libera, il rapporto del comandante dell'ospedale da campo che viene impiantato, il rapporto del responsabile del vettovagliamento, cioè ci sono tanti rapporti che si incrociano, che si possono incrociare a questo documento per arrivare a ricostruire la storia. Poi resta un aspetto che per me è molto importante,
cioè arrivare a dire ma come la pensava Elio in quelle situazioni lì? Ed è la domanda, ripeto, faccio questo esempio perché è semplice, che si fa un insegnante che legge il tema di un ragazzo o di una ragazza, magari è al quinto tema che legge e dice ma sto ragazzo che carattere ha? Come la pensa? È religioso, non è religioso? Come pensa, cosa pensa delle ragazze, cosa pensa dello studio? Cioè man mano che si legge la scrittura può essere menzogna, ma può essere anche rivelazione, espressione dell'anima, e questo è il quaderno straordinario di Elio Bartolozzi. Dopo che è uscito questo libro, l'ANPI di Firenze ha messo in rete l'intervista fatta da Devoto a Elio Bartolozzi. Purtroppo non si capisce niente, perché è in toscano duro. Non hanno messo i sottotitoli. Forse no, è chiaro che loro come toscani probabilmente la capiscono. Però è... Ma se voi andate sull'Ampi di Firenze e sentite le interviste di Devoto, c'è l'intervista che io ho utilizzato, che però ho dovuto farmi tradurre dal figlio. E quindi insomma non è così immediata la fruizione, diciamo così. Io vorrei concludere con una citazione del testo, no? Ed è questa, ce ne sono due in realtà, e cioè c'è il momento in cui Elio finalmente esce dalle murate, no? Quindi dopo 2 mesi passati al chiuso finalmente respira di nuovo l'aria aperta, pur sapendo che probabilmente la sua situazione sta per peggiorare, non per migliorare, però il sollievo, no, di essere fuori da questo luogo, e lui ripensa a quello che gli diceva la nonna, no? Cioè se fai del bene agli altri prima o poi anche tu ne riceverai, perché la vita ti ripaga sempre, e probabilmente di questo lui è stato sempre profondamente convinto. E poi invece vorrei citare quello che scrivi tu alla fine, la scelta di Elio mai sbandierata perché si doveva fare per continuare a essere uomo tra gli uomini, allora comincia ad assumere un peso e un ruolo nella scrittura del nostro passato e nel progetto del futuro. Grazie. Grazie a te. Grazie mille. Grazie a te, veramente. Naturalmente se ci sono delle domande, certo, siamo qui. Anzi, ce n'è già una. Dopo che hai scritto il libro, capisco, al di là di mettere in rete l'intervista, ma se qualcuno ci ha ripensato, se è uscito oppure se c'è stato comunque il vuoto, cioè una storia di questo tipo, alcune riflessioni su qualcuno le ha riprese. E se volevi dire velocemente, cioè il senso della postfazione che hai messo alla fine, perché adesso abbiamo sentito tutta la storia di Elio, però alla fine tu fai una serie di riflessioni, penso postfazione l'hai aggiunta, presumo, in un momento successivo, quali sono state le ragioni, perché li citi anche Primo Levi, ma fai anche tutta una riflessione, quindi è più forse un discorso di attualità. La terza cosa che io non ho capito bene, o meglio, ho intuito, però volevo una conferma. Uno che ritorna, che ha subito quello che ha subito, che va in chiesa, lo ricordano nel momento in cui dicono le preghiere e citano anche il suo nome, lui è contento, a un certo momento tutti gli fanno i complimenti, vede in mezzo anche quello che l'aveva tradito, non lo guarda, non lo saluta, però lui vive fino a che muore e non ha nessun desiderio, oppure pensa di denunciare, poteva ovviamente fare delle azioni. Ecco, parlando con i figli oppure dalla personalità, quali possono essere state le ragioni che l'hanno portato, che non è comune, perché quello lì è un altro aspetto che di solito
quando noi sentiamo o leggiamo alcuni libracci oppure alcune cronache alla Pansa e via, ci dice che subito dopo, quando uno tornato si cercava la vendetta. Sicuramente sono stati anche elementi di questo tipo. Lui invece ha un atteggiamento costante per tanti anni di rifiuto di scendere anche lui allo stesso livello. Posso dire questo, dopo il libro ci sono state molte richieste di presentazione, alcune anche in Toscana, poco, diciamo, frequentata quella di Firenze. Il sindaco di Sesto Fiorentino da me interpellato, perché lui mi aveva fatto sapere al premio Fiesole, che Fiesole è vicino a Firenze, per questo libro, quindi un gruppo di giurati mi ha assegnato il premio Fiesole e lì venne la bibliotecaria di Sesto Fiorentino e il sindaco di Fiesole e mi disse: guardi che il sindaco di Sesto Fiorentino vorrebbe vederla per parlare con lei su che cosa si può fare in città per ricordare meglio al pubblico. Io ho preso un appuntamento col sindaco di Sesto Fiorentino, che venne spostato in occasione delle elezioni, e poi, nonostante io abbia riscritto al sindaco di Sesto Fiorentino chiedendo un appuntamento per discutere queste cose, il sindaco non si è più fatto sentire, avrà altri impegni. Adesso proverò a scrivergli per raccontargli che forse una targa o una via intitolata a questo signore sarebbe interessante, e forse anche al cimitero di Sesto Fiorentino e alla stazione di Montorsoli la targa andrebbe cambiata, proprio perché la storia ha riconosciuto questa vicenda. Se ne parla, so che il gruppo teatrale che sta portando in giro la storia di Elio, che aveva fatto una storia sulla base della testimonianza della moglie e del fratello più piccolo, quindi che era molto sbagliata, ha risistemato, diciamo, la parte della sceneggiatura in base al libro. L'Ane de Lampi della Toscana si sono molto arrabbiati perché io ho scritto che loro non erano presenti ai funerali. E naturalmente è vero, cioè, non c'è niente da fare, ma questo io l'ho scritto non per accusare, e torno alla parte della postfazione, perché è ovvio che quando non c'è la consapevolezza storica e politica di una vicenda non si può saperne, e tanto più che lui stesso, iscritto all'Aned e all'Ampi, non ha poi smesso di portare avanti la sua storia, perché gli è sembrata fin da subito, quando altri non la prendevano, diciamo, in considerazione, una storia normale. Cioè lui aveva fatto non una storia, non aveva combattuto da eroe, lui aveva fatto semplicemente una cosa che si doveva fare, quindi nessuno mi prende in considerazione, pazienza, vuol dire che deve essere così. Quindi questo. Per quanto riguarda l'altra questione che poni, quindi adesso vedremo come andrà per Sesto Fiorentino. Certo, a Scandicci, che lì vicino ho appena avuto un incontro con alcune scolaresche, in biblioteca con parecchie persone presenti, il libro viaggia, se ne occupano, andrò a Catanzaro, se ne occupano parecchi, diciamo, perché questa idea di questo percorso dentro la resistenza esistenziale è interessante per rileggere la nostra resistenza. Io ricordo quando feci il dizionario con Enzo Collotti e Renato Sandri della resistenza per Einaudi in 2 volumi, noi parlammo di 4 fronti della resistenza, tra cui questo, e fummo accusati di non aver trattato troppo bene la resistenza armata. Ora, adesso si è capito che la resistenza armata non poteva esistere se non c'era tutta la rete di sostegno alla resistenza armata. Ed è una rete di sostegno che ha patito, sofferto ed è stata sottoposta a parecchie angherie, deportazioni, torture. Molte medaglie d'oro della resistenza sono medaglie di donne, di uomini che hanno creato questa rete che ha consentito ai partigiani
di combattere. Senza questa rete loro non sarebbero vissuti se non pochi mesi. Il senso della postfazione è proprio quello di raccontare come la delusione di coloro che sono sopravvissuti nei campi, anche pensando al ritorno e alle persone che ritrovavano per il ritorno, e poi quando sono tornati, praticamente sono tornati anche rompendo quello che era l'equilibrio che si era creato senza di loro in famiglia, sul lavoro e nella loro piccola comunità. Quindi scoprendo purtroppo che insomma con questa deportazione per l'Italia non lunghissima, perché l'Italia conosce le prime deportazioni nell'ottobre del 1943, mentre pensate che la Francia conosce le prime deportazioni nel 1940, l'Olanda nel 1940, il Belgio nel 1940, quindi i nostri stanno via 1 anno e qualche mese, 1 anno e 5 mesi se il ritorno è lungo come quello di Primo Levi. Eppure sarà per l'Italia distrutta, sarà per le condizioni di miseria in cui vive, 800 calorie a testa per mangiare. Poi è chiaro che ci sono delle sacche in cui si stava meglio, in campagna c'era più da mangiare che non nelle città, le campagne erano distrutte quanto le città, ma alcune città lo erano meno delle altre, quindi erano, diciamo, starei qui molto tempo a descrivervi città per città, regione per regione, ma in realtà quelli che tornano sono inquietanti, perché mostrano immediatamente, innanzitutto che l'Italia è colpevole. È una cosa non da poco, cioè l'Italia è stata alleata dei nazisti fino all'8 settembre del 1943. E poi è un'Italia dove non si fa epurazione, dove chi torna va in prefettura a chiedere di essere riconosciuto e si ritrova il prefetto che l'ha fatto arrestare, o il carabiniere che l'ha tenuto chiuso a Fossoli. Quindi è un'Italia che non accoglie, perché è un'Italia che vive in alcune zone un conflitto molto forte tra coloro che hanno combattuto dalla parte dei fascisti e coloro che sono stati dalla parte dei partigiani. Conflitto che è segnato anche nelle vostre zone da eccidi, da forme di giustizia sommaria. Però i reduci, i deportati, danno fastidio, perché pretendono una giustizia che non hanno. Terracini in Parlamento deve far capire anche a Togliatti che bisogna, e anche al sindacato, che bisogna prendersi cura di queste persone. Ma si può spendere per queste persone? No. E allora queste persone vengono abbandonate. Primo Levi è abbandonato a se stesso. Lorenzo, che è quello che aiuta Primo Levi, muore. Muore perché non trova lavoro, perché non trova la possibilità. In Francia, vedete, c'è una donna che è stata dimenticata da tutti, che è una storica importante, che viene incaricata da Henri Michel, che sarebbe il Pertini della Resistenza italiana, è uno dei comandanti della Resistenza francese, viene incaricata di accogliere i reduci dai campi, e lei prepara la Gare d'Orsay per riceverli, un ospedale,
e prepara tutto quanto è possibile e anche quindi dei supporti psicologici alle famiglie. Chi torna in una condizione irriconoscibile, disperato, con la mente anche un po' segnata, che rientra in famiglia, che rientra dalla giovane moglie, che rientra e cerca un lavoro che non è capace di fare perché è ammalato, dà fastidio. Allora bisogna creare una situazione di integrazione, che in Italia non c'è, perché si preferisce dare un'immagine glorificante del ritorno dei deportati. Tant'è che se voi andate in una biblioteca, avete tanti libri di viaggio, di arrivo nei campi, ma i libri che vi raccontano il ritorno non ci sono. C'è quello di Primo Levi, pochi altri. La tregua, Sì. che Primo Levi racconta perché è divertito nel raccontarlo. Ma poi Primo Levi non vi dice cosa gli è successo a casa. Non vi dice che i suoi non lo capivano, che la madre era preoccupata, che la sorella diceva mio fratello è andato giù di mente perché lui dormiva per terra. In camera da letto lo trovano per terra a dormire, perché non è abituato a dormire sui materassi. E cammina guardando sempre per terra, perché nei mesi che è stato nel lager, guardare per terra significava trovare una buccia di patata, un pezzo di corda, e guardava sempre per terra, non guardava in faccia, non guardava la strada. Aveva la malattia di colui che tornava e tornava nella società senza essere aiutato da nessuno. Solo quando si comincia a mettere a scrivere, perché è un intellettuale, allora comincia a buttar fuori quello che ha dentro e a rivedere negli occhi le persone che lo guardano. Ma pensate a una cosa, una donna scrive, questo mio povero corpo, siamo nel 47, ma tutte le altre donne, scrive della sua deportazione femminile, di come una donna ha dovuto patire la violenza sulla donna, non solo la violenza del lager, ma non c'è nessuna pubblicazione. Questa è pubblicata da una piccola casa editrice, poi scompare, ma non c'è nessuna pubblicazione che ci consente di capire come sono state le donne nei lager. La Liliana Millu racconta la sua storia nel lager come se fosse Primo Levi, ma lei lo dichiara, perché altrimenti alle donne che sono tornate che cosa chiedono? Ma tu perché sei tornata? Che cosa hai fatto coi tedeschi? E pensate una figlia che ritorna in famiglia, una moglie che ritorna dal marito, salva quando tutte le altre sono morte. Allora, è quasi una colpa essere stati deportati. Ed è quasi una colpa essere stati deportati come Elio senza essere partigiani. Perché la storia è quella, io non sto giudicando, credo che sia giustificata. La storia è quella del riscatto. Noi diciamo che la Resistenza ha riscattato l'onore degli italiani, che sono stati fascisti e attesisti. Perché i numeri, quali sono i numeri della Resistenza? Sono 60.000 combattenti. E se ci mettiamo intorno la rete, sono 500, 600, 650.000 persone, tutti gli altri attendono. Sì, oggi si parla anche di antifascismo nascosto in famiglia. Io mi mettevo la camicia nera, ma però in casa dicevo ai miei figli: guardate che Mussolini è un cretino, è un delinquente, è un ladro. Quindi questo antifascismo silenzioso, no? Non mi potevo permettere di rischiare la pelle andando contro. Però riscrivere la storia di questo ritorno inascoltato che produce anche delle morti.
la storia per esempio di una ebrea che torna a Trieste da sola, dove ha perso il padre, la madre, la nonna, il nonno, il fratello, torna da sola. Ha subito esperimenti medici. Si chiama Laura Geiringer, però è un'ebrea cattolica. Quindi la comunità ebraica gli dice: ma tu sei cattolica, perché vieni da noi? E lei dice: ma io sono deportata come ebrea. Coloro che sono stati deportati politicamente dicono: ma tu sei stata deportata come civile. Insomma, lei è ammalata perché gli hanno fatto gli esperimenti sull'utero, sulle ovaie, per la sterilizzazione, e ha un'infezione che non guarisce e non può pagarsi l'ospedale, nessuno glielo paga. Trova un medico che la ricovera in una clinica di religiosi, ma però anche lui non la può tenere. Dopo 6 mesi questa ragazza muore della morte, della malattia che ha acquisito ad Auschwitz, perché nessuno l'ha aiutata a curarsi. Allora, questa è la condizione dei deportati. E soltanto recentemente si cominciano a raccontare queste storie, perché altrimenti noi preferiamo raccontare il ritorno, far vedere i filmati che sono ricostruzioni della liberazione. Sapete lo scandalo molto recente dell'Unione Sovietica di Putin, che ripropone al museo di Auschwitz i filmati della liberazione che ci fanno vedere in televisione durante il 27 di gennaio di Auschwitz, che sono tutti falsi perché sono stati costruiti, non è falsa la liberazione, ma sono falsi filmati, perché i deportati che loro dovevano firmare non erano, come dire, rappresentabili e non erano così esaltati dai liberatori, erano spaventati dai liberatori, perché quando arrivano dei soldati pensano: ma chi sono costoro? Quindi tutta questa parte che io ho voluto scrivere, l'ho scritta anche per dire: d'accordo, l'ANPI, l'ANED, le associazioni, i partiti, il Partito Comunista, a cui lui si iscrive ma poi smette di andare alle riunioni, non hanno una colpa, diciamo, come dire, non c'è un orientamento a voler dimenticare. C'è un modo di fare la storia, e la storia della Resistenza, che adesso sta cambiando e che quindi cambia anche le forme di memoria. E noi adesso abbiamo forme di memoria che rivedono questa storia, che ha anche delle giustificazioni, se volete. Non si sta a dare un giudizio negativo, ha delle giustificazioni. Ora, è sbagliato oggi però non porre rimedio a queste giustificazioni, per cui bisognerebbe che la città di Firenze, il comune di Sesto Fiorentino, riprendesse in mano la storia di Elio e anche le ragioni che l'hanno portato a perdonare. Dico solo la frase che dice lui nella Mia vita prigioniera: io non sono un giudice, il contadino che mi ha denunciato avrà avuto le sue ragioni. Forse hanno minacciato la sua famiglia, quindi si è comportato come la sua coscienza gli diceva: io non lo voglio più vedere, non lo voglio più salutare, ma non lo denuncio. Sì, è una domanda. Premessa: sono uno studente di economia e non conosco assolutamente la letteratura storica in maniera approfondita, ma una curiosità, so che è stato scritto moltissimo giustamente sui vari tipi di resistenze a diversi livelli, no? Si è scritto moltissimo sugli oppressori, in particolare i livelli alti, quindi i gerarchi e i livelli medio-alti, ma invece sulla parte più bassa e forse anche più viscida dell'oppressione, quindi ad esempio Don Ildefonso, c'è letteratura storica e se non c'è, per quali motivi? Comincia a esserci e se ce n'è poca perché in Italia fare ricerca è molto complicato. Cioè,
Lei va in Germania, va in Austria, va in Francia, va in Belgio, dice un nome, dice una data, chiede la documentazione, in poco tempo le mandano tutto quello che è a disposizione negli archivi. Qui in Italia è un po' più complicato, noi non abbiamo ancora gli archivi, per esempio gli archivi dell'Istituto Centrale Archivistico Italiano viaggia ancora con materiale cartaceo, fotocopie che spesso non funzionano, viaggi che si devono fare tra Roma e Ostia, cioè quindi con complicanze di diverso tipo, e lo stesso negli archivi centrali dello Stato e negli archivi provinciali dello Stato. Quindi spesso, per esempio, i fondi depositi, i fondi di guerra della Seconda Guerra Mondiale non sono stati portati dalle questure e dalle prefetture agli archivi, per cui quando si chiedono alle questure questi fondi, le questure prendono anche informazioni su di lei per sapere perché vuole sapere queste cose. Quindi diciamo che in Italia la ricerca non è facilitata, anche dalla legge sulla privacy, che non prevede una postilla sulle ricerche storiche. Quindi questo è molto importante, mentre invece, ripeto, negli altri paesi entrare in un archivio è molto più semplice. Adesso, come ho raccontato, qualcosa si sta muovendo e quindi si possono fare anche ricerche sulla parte bassa, diciamo, ma per esempio a Mantova c'è una storia che mi interessa perché io abito a Mantova e c'è stata una Villa Triste e c'era una donna che veniva chiamata la Marinetta, che era quella che attirava con la sua bellezza i partigiani o gli antifascisti, li portava a Villa Triste e li faceva torturare. Ora, c'è un materiale all'Archivio di Stato di Mantova sulla Marinetta, si può leggere, ma non si può citare. C'è il processo, c'è la testimonianza, ci sono una serie di atti che potrebbero consentire la ricostruzione, si possono guardare, ma non si possono utilizzare per scriverne. Allora, perché? Perché bisogna chiedere ai parenti l'autorizzazione, ma chi sono i parenti di questa signora, di questa signorina che viene su da Napoli e poi fugge da Mantova e va a Genova, non sappiamo dov'è finita, cioè è praticamente una storia infinita. Allora nascono molto spesso libri anche per effetto di storici locali su queste vicende che solo apparentemente sono minori, perché la storia è molto complessa e si fa proprio sulle persone. E io spero che si possano diffondere sempre di più, perché la storia raccontata attraverso le vite dei singoli, vittime e carnefici, ha un altro sapore, ci rende conto della vicinanza che abbiamo noi con la quotidianità, cioè ci può permettere di fare un parallelo con la vita di oggi, no? Io lavorando su questa storia di Elio ho capito che lui sapeva nel 1944 a 20 anni che l'altruismo, questa virtù quotidiana che abbiamo perso, era un elemento fondamentale connettivo della società. Oggi l'altruismo non credo che sia molto di moda, a livello politico, a livello sociale, a livello di vita quotidiana. È più di moda una sorta di narcisismo sociale per cui io aiuto e riconosco solo quelli che sono come me o che stanno vicino a me. Per cui questa società non è più inclusiva, ma è una società che esclude e che allontana da noi i problemi e le preoccupazioni di una comunità più allargata. Allora mi sembrava che la storia di Elio potesse invece farci vedere con gli occhi di Elio e con gli occhi di quella storia i difetti della nostra memoria. Grazie ancora a tutti. Grazie Alessandra. Grazie a te, come sempre. Tra l'altro ho appena letto com'è? Carnefici, vittime, spettatori. Sì, di Hilberg, molto bello. Molto bello.